canto d'ingresso benediciamo il Signore al numero 65. Benediciamo il Signore, onore e gloria nei secoli. Angeli del Signore, e voi uccelli, benedite il Signore. Tra il cielo, del Signore, potenze del Signore, benedite il Signore. Benediciamo il Signore. A Lui gloria nei secoli. Padre, del Figlio e dello Spirito. Grazie, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, siano con voi. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucarestia, ci chiama alla conversione. Anche se tante volte pensiamo di non esserlo, e invochiamo la gloria di Dio. Confesso, e a voi fratelli e sorelle, pensieri, parole e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, beata sempre Vergine Maria, angeli santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore. Dio che abbia noi, perdoni e ci conduca alla vita. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che esaudisci le preghiere del tuo popolo, oltre ogni merito, e fonda la tua misericordia. Dona ciò che la coscienza e la preghiera non osa sperare. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te per tutti i secoli. Giona. Quei giorni fu rivolta a Giona una seconda volta del Signore. Alzati, va a Ninive, la grande città. Si alzò e andò a Ninive secondo la parola del Signore. Una città molto grande, larga 3 giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la città per un giorno. Ancora 40 sarà distrutta. I cittadini di Ninive vestirono il sacco, grandi e di Ninive, si tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere. Per ordine del re e dei suoi grandi fu poi proclamato a Ninive questo decreto: uomini e animali non gustino nulla, non pascolino, non bevano
sia invocato con tutte le forze. Ognuno è condotta malvagia e dalla violenza che è nelle sue mani. Chissà che Dio non cambi, si ravveda, deponga il suo ardente perire. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti, e Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare loro. Parola di Dio. Rendiamo grazie. Le colpe, Signore, chi ti può resistere? Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere? Dal profondo a te, Signore, mia voce, siano la voce della mia supplica. Se consideri, Signore, chi ti può resistere? Se consideri le colpe, Signore, ma dono, così avremo il tuo timore. Se consideri il Signore, chi ti può resistere? Israele attenda il Signore, perché con il Signore la misericordia, e grande è con lui, egli redimerà Israele da tutto. Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere? Alleluia. 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 Beati parola. Alleluia. Alleluia. Il Signore con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltòla. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si disse: non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire, vuoi che mi aiuti? Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, affanni e ti agiti per molte cose, sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, la parola. La parola che abbiamo ascoltato oggi, sintetizzarla col canto loro la osservano, e ci viene proposta la pagina che ieri aveva in certo modo la parola del Signore. Le aveva detto: va a Nini, predica la conversione, lui invece andò alla parte opposta. Ieri come è andata a finire? Torni nel pesce, ecco, viene rimesso in terra, e allora ascolta la parola del Signore. Infatti l'autore dice: una seconda volta si ragiona. E vediamo che ecco la situazione: due sorelle, semplice, ospitare con i mettersi dietro ai fornelli
anelli per la di parare, invece non fa come tante volte delle cose ascoltando ai piedi scolora. E Marta di ecco, perché aveva un interprete e dice alla che mi aiuti. E la risposta di Gesù è molto semplice: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Qualcuno spiega questa situazione un po' giocoso e allora dice: se avesse fatto come Maria, chi è che avrebbe mangiato quel giorno? Invece non è che disprezza il lavoro di Marta, ma ricorda a Marta che c'è qualcosa di più importante prima. Certo, il servizio, il fatto delle persone che si agitano, ma non è quello. Il fare la volontà di Dio non ci agita, ma anzi che facciamo quello che pensiamo ci chieda, ma non lo è. La capacità di fermarsi, di dire: Signore, cosa vuoi da me oggi? E anche per noi che siamo qui a Cestia, Signore, a mettere Lui al centro della nostra in chiesa e Lui al centro, ma anche chiediamo al Signore la grazia allora di ascoltare la Sua parola e ci manifesta e ci dona la Sua amicizia, luce nell'intimità d'amore. Presentiamo così la nostra dicendo insieme: Donaci, Signore, la tua. O Signore, tu con gioia, aiuta la tua Chiesa a vincere dubbi e paure nel dare e la conversione generosa di tutti gli uomini. Preghiamo. Signore, la tua amicizia. O Signore, conosci il nostro bisogno di amare e di essere amati. Aiutaci a crescere nelle relazioni umane per alimentare in noi e negli altri la gioia dell'amore. Donaci, Signore, la tua. Signore, la tua parola vivifica, risana e consola. Aiutala con cuore generoso e fedele. In mezzo ai pur importanti. Preghiamo. Donaci, Signore, la tua amicizia. O Signore, in tutti gli uomini profondo di te. Sostieni nella loro appassionata ricerca contemplativa per essere nel mondo i tesori amorosi della tua presenza.
Signore, la tua amicizia. O Signore, hai creato l'uomo vari opera della tua creazione. Fa che ciascuno di noi sappia trovare indico e adeguato per servire Esatto. E continuiamo a pregare pace, in particolare per l'Ucraina, perché per raggiungere un clima di preghiamo. E preghiamo anche per l'Assemblea dei Vescovi a Roma, perché sia un'idea per tutta la Chiesa. Preghiamo. O Signore, che hai inviato Figlio per illuminarlo con la tua parola e la sua opera, fa che possiamo gustare l'amicizia, di poterla vivere nel regno che non ha fine. Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua hai ricevuto questo pane, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, di bontà abbiamo ricevuto questo vita del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il sacrificio che tu stesso ci hai dato di te, il sacerdotale, porta a compimento la tua purificazione. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori rendiamo grazie al Signore Dio. Secondo nostro dovere rendere grazie sempre del Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu non hai, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri non accrescono la tua grazia, ma ci ottengono la grazia che ci salva per Cristo. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Santo, Santo, il Signore Dio verso e la terra sono piene della tua gloria. Osanna,
nell'alti cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente siamo fatto che ogni creatura ti trovi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro, dello Spirito, fai vivere e santifichi l'universo. Intorno, che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome il perfetto. Ti preghiamo, santifica e consacra con i doni che ti abbiamo presentato, perché diventi sangue, il Signore nostro, ti ha comandato di celebrare. Egli nella ti rese preghiera di benedizione, lo diede fuori. Prendete e mangiatene tutti, questo è il sacrificio per voi. In modo, dopo aver cenato, prese il calice e con la preghiera di benedizione lo diede ai suoi discepoli e disse: questo è il calice dato tutti in remissione dei peccati. Fatto in memoria di me. Mistero della fede. Il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e ricorda della tua Chiesa, la vittima immolata per la nostra e abbiamo del corpo e del sangue viene in Cristo. Faccia di noi un'offerta perenne a te, perché possiamo ottenere il regno promesso con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, il Padre Sant'Angelo e i nostri intercessori. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero, conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, tuo servo e nostro nostro vescovo Andrea Bruno, l'ordine episcopale, presbiteri, i consacrati e il redento,
ascolta la preghiera di questa famiglia convocato alla tua presenza. Ricordati, Padre misericordioso, accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatto come in cielo, così. Dai oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debiti, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci da tutti i mali, concedi la pace ai nostri e tua misericordia. Vivremo sì dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la pace. Non guardare ai nostri peccati, ma e dona le unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie. Beati ed invitati alla cena dell'agnello. O Signore, alla tua mensa, ma di soltanto una parola, e io sarò salvato. Sei tu, Signore, il pane, tu ci per noi.
vita nuova, sei vivo in mezzo a noi. Nell'ultima sua cena Gesù si dona ai suoi, prendete pane e vino, la mia per voi. Mangiate questo pane, chi crede in me vivrà, chi beve il vino nuovo mi so. Padre onnipotente, e nutriti da menti, veniamo trasformati in Cristo, che abbiamo ricevuto e regna nei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Nei cieli le dare, alleluia. Qui acque meruisti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia.